Adeguamenti, non aumenti. Il presidente della concessionaria CAV le definisca come ritiene sia più corretto, non si scapa però dal fatto che le nuove tariffe applicate sui pedaggi autostradali stanno creando un clima pesante in generale. Pendolari imbufaliti per non poter più permettersi il percorso autostradale che costa troppo, ma al contempo i sindaci della Riviera che temono un esponenziale aumento del traffico lungo le statali e le provinciali che passano per i loro paesi ed intendono fronteggiarlo aumentando i controlli dei vigili urbani. Appunto, soluzioni non possono essere immediate in un caso come questo. Ma visto considerato che c'è un sacco di esponenti della mia opposizione che fanno lezione di come si deve gestire strade, treni eccetera, dico che il governo può tutto, lo dice un ex ministro, il governo può tutto, può decidere di darci 40 anni di concessione e quindi di fatto diluire i pedaggi, può decidere anche di non farci pagare più le autostrade perché ci restituisce i nostri soldi e ci arrangiamo noi, paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno, il passante è costato 1 miliardo, si figuri se abbiamo problemi a pagarci una strada e darla gratis ai cittadini. Può decidere di triplicare e decuplicare i treni, può decidere di eliminare Trenitalia, può decidere di farci fare le nostre ferrovie personali privatizzate in Veneto, può decidere tutto. Il ministro dei trasporti Maurizio Lupi assicura da Roma che verranno studiati sconti per i pendolari, ma sarebbe invece l'Unione Europea il nemico principale nel prolungare il periodo di concessione alla CAV. I 23 anni è una situazione atipica, peraltro non è nei confronti di un concessionario privato quotato in borsa, è nei confronti di un concessionario pubblico. Quindi non sono risorse che scappano da qualche parte, restano nelle tasche dei veneti. Ma non è che ci siamo svegliati oggi, noi lo stiamo chiedendo dal primo giorno questo.